Buonasera a tutti. Come sapete l'obiettivo di oggi è spostarci dalla dominante sulla terraferma per vedere come la casa di villa, la cosiddetta casa di villa, viene ad essere rivoluzionata dalle necessità che si avvicendano nella campagna veneziana, veneta. Una campagna che inevitabilmente è segnata da Andrea Palladio e il portato di Andrea Palladio avrà vita lunghissima e sarà alla base delle rinascite della casa di campagna, della cosiddetta casa di villa. E Palladio che riesce a mettere a punto questo modello attingendo al mondo antico, riesce a mettere a punto questo modello dando risposte funzionali, pratiche, di efficienza alle esigenze degli investitori, dei veneziani, dico veneziani intendendo comunque i cittadini della Repubblica, perché non sono solo i veneziani ad investire nella terraferma. E esattamente come la scorsa volta, quindi nell'occuparci di questi rinascimenti della casa di villa, abbiamo il nostro punto di partenza e il nostro punto di arrivo, le due immagini che state vedendo. Ho scelto queste due immagini, un progetto palladiano e la villa di Stra, perché vi permettono di mettere a confronto immediatamente quanto i due edifici, per misurare quanto di palladiano, vedete, vive nei secoli e si trasforma. Questa immagine, il confronto tra queste due immagini già ci permette, con il rapporto con la scala umana, di vedere come è cambiata la villa anche semplicemente a livello dimensionale. Però andiamo per gradi. Quando parliamo di villa o di casa di villa, come è questa terminologia è una terminologia che si usa nella trattatistica e che usa anche Palladio nel suo trattato, nei 4 libri, quando parliamo di villa ci riferiamo indifferentemente sia alla proprietà nel suo complesso che all'edificio residenziale. E la situazione in particolare in Veneto cambia nel momento in cui proprio la residenza di campagna comincia a diventare il centro di un sistema produttivo. La ricerca dal punto di vista progettuale era già iniziata e tra Firenze e Roma gli artisti e gli architetti interessati all'antico avevano già iniziato a focalizzarsi sui testi antichi per elaborare dei progetti. E vedete qui a confronto due degli esiti di lunghi percorsi di ricerca progettuale, due degli esiti, uno romano e l'altro vicentino. Ho scelto questi due esempi proprio per mostrarvi come tutta la ricerca che aveva interessato i committenti e gli architetti nel centro-sud della penisola arriva a informare il progetto che Trissino realizza per sé intorno agli anni 30 del Cinquecento. Su per giù vedete che abbiamo degli schemi analoghi, sebbene la Farnesina Chigi a Roma abbia quella loggia molto più arretrata rispetto alle ali che emergono, ma lo schema, diciamo così, di partenza è il medesimo. È alla fine del 400 e nel 500 che la nostra campagna comincia ad essere abitata, diventa un luogo sicuro e quindi le possibilità di guadagno, le possibilità di investimento nella campagna diventano attrattivi anche per i nobili o aristocratici che prima di quel momento non avevano mai pensato alla vita agreste. Eccolo qui un foglio
un trattato di Vitruvio annotato. Guardate, tutti quei disegni che vedete sul margine destro del foglio sono dei cortili di case all'antica, quindi gli architetti, gli artisti leggevano il trattato di Vitruvio e provavano a capirci qualcosa, quindi provavano a capire come era composta una casa all'antica, con quali ambienti, come si articolavano e in che successione si ponevano questi ambienti. I primi risultati della ricerca progettuale da questo punto di vista nella Campagna Veneta li possiamo collocare all'Onedo, Villa Godi, uno dei primi progetti dove lavora Andrea Palladio. Vedete qual è il punto di partenza? Uno schema con due corpi che aggettano rispetto a quello mediano. Vedete, è uno schema non lontano dalla villa di Trissino, sebbene qui ovviamente le proporzioni sono di altro tipo, sono molto più massicce. Quindi dei corpi laterali che avanzano e un corpo centrale dove c'è una loggia e una scalinata. Qual è perché è Palladio il nostro punto di riferimento? Perché, vi dicevo prima, Palladio riesce a dare delle risposte molto efficaci alle esigenze di questa classe imprenditoriale di patrizi, mercanti, che stanno guardando ovviamente alla terraferma per differenziare, diversificare, diremmo noi oggi, i loro investimenti. La casa palladiana è una casa, la casa di villa che Palladio propone è una casa di villa non di grande dimensione, con un unico piano di abitazione e che ha dei costi contenuti. Non ci sono materiali preziosi, ma le murature sono fatte di mattoni intonacati. E quindi la fortuna sul territorio è dettata certamente da questo. La fortuna di Palladio nel contesto internazionale è imprescindibile per noi per provare a capire i meccanismi, deve far riferimento alla pubblicazione nel 1570 del trattato, il trattato dei 4 libri, che racchiude, prova a raccogliere gli esiti di tutta una vita di ricerca e di esperienze progettuali. Un trattato che avrà una vita molto molto lunga, non soltanto perché rimarrà sui tavoli da disegno degli architetti per molti secoli, potrei dire, ma poi perché le sue traduzioni faranno sì che la divulgazione di questo trattato vada davvero oltre, non solo oltre confine, ma oltre oceano, oltre Manica e oltre oceano. La formazione di Palladio, partito da questo cantiere di Villa Godi, è dovuta alla sua conoscenza certamente di Roma. I viaggi a Roma di Palladio cominciano proprio nel 40, nel 41, ne farà diversi, e quando si reca a Roma Palladio non studia solo le cose antiche, i fori o gli edifici antichi, ma ovviamente studia anche le architetture a lui contemporanee o dei maestri che lo hanno immediatamente preceduto. Quindi, così a titolo di esempio, il cantiere di San Pietro, questa moderna rovina che è ancora in via di completamento, e le opere di Bramante, di Raffaello, dei maestri appunto che lo hanno preceduto. Quindi è proprio dal intreccio di questi stimoli, di questi percorsi, della comprensione dell'architettura che ha intorno, che Palladio matura le sue proposte per i patrizi veneziani. State vedendo uno dei fogli dove Palladio restituisce degli edifici termali
Le terme rappresentavano un terreno di interesse per gli architetti perché erano costituite da impianti giganteschi, estremamente articolati, che facevano vedere con le loro strutture voltate, o quello che rimaneva delle strutture voltate, facevano vedere le tecniche di costruzione dell'architettura antica. Perché studiare l'antico significa comprenderne non soltanto lo sviluppo planimetrico, ma anche tutti gli espedienti costruttivi. Il primo esito del viaggio romano, dei viaggi romani di Andrea Palladio, è proprio la villa che progetta Bagnolo per la famiglia Pisani. Patrizi veneziani che appunto decidono di andare a collocare al centro delle loro proprietà una piccola residenza. Vedete, anche qui siamo ad un unico piano abitato, una piccola residenza per soste brevi nella campagna, dove il dominus va sia a controllare le proprietà, i lavori agricoli, ma soprattutto è una casa, come dicevano gli antichi, è una casa di villa dove potersi dedicare all'ozium e un ozium che viene coltivato non esclusivamente in solitudine, ma anche con propri amici e conoscenti. Caratteristiche di queste abitazioni è questo: essere sviluppate, vi dicevo, su un unico livello e avere un unico salone che le attraversa completamente. State vedendo quello di Villa Pisani a Bagnolo. Naturalmente le case di villa vengono riversate nel trattato. Eccola qui la nostra Villa Pisani e confrontando il disegno che vedete con la facciata che vi ho mostrato poco fa, vi rendete immediatamente conto che la villa rappresentata da Palladio nel trattato non corrisponde a quella realizzata. Qui la vedete inquadrata da barchesse simmetriche a destra e a sinistra, oltre ad essere interamente recintata, diciamo così, con un sistema di logge, probabilmente, viste quelle colonne, e di ambienti annessi agricoli, con un sistema di setti murari, spazi voltati, che nella realtà non esistono. Altro passaggio, la villa per i fratelli Barbaro a Maser. Anche in questo caso vedete corpo abitato ad un unico livello. Palladio si trova qui a dover gestire una situazione abbastanza complessa, perché i fratelli Barbaro non intendono demolire la vecchia casa già presente sui possedimenti, e quindi il progetto è tutto una messa a punto per lavorare sull'esistente. Eppure, pur non avendo, guardate la differenza di volume tra la parte mediana, che è quella residenziale, e le barchesse laterali, pur non avendo grandi salti dimensionali, riesce a nobilitare attraverso l'introduzione del timpano e dell'ordine architettonico, riesce a nobilitare la parte mediana, che si distingue senza ombra di dubbio dagli annessi, dalle barchesse simmetriche. Un sistema idraulico è anche pensato, eccolo qui, è anche pensato per servire la casa di villa, tant'è che poi alle spalle della villa abbiamo questo bellissimo ninfeo. Eccola qui la parte dominicale della villa. Anche in questo caso abbiamo, vedete, non grandi dimensioni, una villa, una casa di villa che si articola con pochi ambienti e che fa del dialogo con il territorio il suo punto di forza.
Anche in questo caso, vedete, il foglio dei 4 libri ci mostra la villa nel mezzo di un sistema molto più complesso. In questo caso, nel caso di Villa Barbaro a Maser, gli annessi rustici sono stati tutti realizzati. E vi faccio notare, non so se riesco, no, non riesco ad attivare il cursore, però vi porto la vostra attenzione nella parte più bassa della pianta, quel semicerchio, quella esedra tracciata, che altro non è, la guardate qui, che il disegno del tracciato di percorrenza dell'area intorno alla villa. La casa di villa non è casuale e diventa anche luogo che accoglie gli affreschi, esattamente come accadeva nelle residenze antiche. Villa Barbaro a Maser è forse uno degli esempi più belli in cui il corpo abitativo centrale viene affrescato da Veronese con questa architettura dipinta che dialoga con l'architettura reale, un'architettura dipinta che poi ha negli affreschi sulle pareti inquadrate da questi ordini architettonici gli sfondati, diciamo così, perché una delle caratteristiche degli affreschi di questo periodo della casa di villa nella campagna veneta è proprio quella di avere uno squarcio sulla realtà, sulla campagna, sul paesaggio rappresentato in questo caso. La villa di Fanzolo, vedete, gioca ancora con questo tema compositivo, un tema compositivo che sta emergendo e sta diventando dominante. Avete visto nella villa Pisani di Bagnolo un portale rustico con un timpano, Barbaro a Maser delle semicolonne ioniche che prendono tutta l'altezza del corpo abitato e il grande timpano che le chiude. E a Fanzolo invece la villa comincia a salire, vedete che c'è un podio che solleva la parte dominicale dalle barchesse. Il timpano di queste ville, in nessuna di queste ville, è un elemento decorativo. Il timpano non fa altro che trasferire in facciata il sistema di copertura. Non solo. La villa di Leonardo Emo a Fanzolo, anche qui come vedete gli affreschi del salone centrale della villa, la villa di Fanzolo è anche una villa che si va ad inserire pienamente nel territorio centuriato di questa parte di Veneto. E vedete che questa vista aerea ci permette di vedere il tracciato di questa antica centuriazione. Quindi pensate che riflessione progettuale fa Palladio, fa rinascere una casa di villa all'antica proprio poggiando il progetto su un tracciato romano. Sto sottolineando questi aspetti perché per provare brevemente a evidenziare il fatto che nessun progetto di Palladio è frutto del caso. Tutti i progetti palladiani, ciascuno a suo modo, sono generati dal territorio, ovviamente dalle esigenze della committenza e dai condizionamenti del territorio. Quindi nessun progetto è astratto o estraibile dal territorio nel quale si trova. Naturalmente, guardate il foglio dei 4 libri, naturalmente tutta questa complessità i 4 libri non la restituiscono, perché guardate, la villa diventa una traccia esilissima sul foglio, uno schema che si riduce ad essere uno schema simmetrico che ha perso ogni rapporto con la realtà.
In questo brevissimo excursus non posso non parlare di Palazzo Chiericati, perché Palazzo Chiericati è a suo modo la fusione di un'idea di palazzo con un'idea anche di villa, un palazzo sorto ai margini della città, di fronte a una piazza di mercato. È proprio un tentativo di questo tipo. E guardate che cosa fa Palladio. Apre completamente il piano terreno con un portico continuo, una cosa anomala per un palazzo a queste date, e soprattutto, guardate, abbiamo con la sovrapposizione degli ordini, abbiamo un loggiato che si duplica tra il primo registro e il secondo registro. Ultimo tassello del percorso palladiano naturalmente non può che essere la rotonda. In questo caso non abbiamo degli annessi agricoli, il canonico Paolo Almerico intende avere una casa di villa per coltivare l'ozium latino dopo essere rientrato nella sua città dalla lunga carriera fatta a Roma alla corte papale. E quindi è una casa di villa, in realtà non è una villa nel senso proprio del termine rispetto a tutte le altre, ma anche in questo caso Palladio lavora su quelle tematiche. Arrivati a queste date oramai, guardate il podio come è salito, è talmente salito il podio che nel piano terreno, al di sotto delle rampe di scale, sono collocati gli ambienti di servizio, le cucine, e invece il piano al di sopra della rampa è un piano di vita. Simmetria biassiale. Quindi, a seguito della simmetria biassiale, i timpani che si ripetono con il colonnato che si ripetono identici. Vedete il colonnato, il timpano, il pronao della villa, come è diventato elemento autonomo, completamente estroflesso, completamente autonomo rispetto al corpo abitato. E altra invenzione fuori dagli schemi, assolutamente inedita fino a questa data, la presenza di una cupola su uno spazio, su una casa. Fino a questo momento mai nessun edificio civile era stato coperto da una cupola. Andiamo a vedere che cosa accade nei 4 libri. Nei 4 libri, vedete, neanche a dirlo, l'edificio, anche in questo caso, è circondato da degli annessi agricoli. Quindi, perché torno su questo? Perché l'opera editoriale fa un lavoro, come accennavo poco fa, fa un lavoro di astrazione. La scelta editoriale di Palladio è vincente sotto tutti i punti di vista. È un capolavoro editoriale. Palladio indovina le dimensioni, un testo maneggevole, facilmente trasportabile, da portare in borsa, che può essere consultato in piedi per strada, fondamentalmente. Un testo con poche notazioni, è molto molto grafico, con dei disegni a tutta pagina dei capitelli e degli ordini che è evidente diventano strumento di lavoro per chiunque, anche per chi non ha mai visto come è fatto un capitello ionico dal vivo, non lo ha mai visto così bello, così ben proporzionato dal vivo, e con questi disegni uno scalpellino può tranquillamente riprodurlo. La semplificazione è vincente perché, vedete, Palladio sceglie di rappresentare le cose in pianta, prospetto e sezione, facendo una sintesi, ma appunto queste sarebbero le 3 elaborazioni alla base della pubblicazione di Palladio.
che poi diventano, quindi pianta, prospetto e sezione, che poi diventano, eccolo qua, a sinistra, quella pagina che vedete dei 4 libri. Questo capolavoro editoriale fa una sintesi teorica della villa, della casa di villa. Una sintesi teorica che naturalmente parte dai progetti di Palladio, ma appunto facendone una sintesi teorica e soprattutto idealizzando i progetti, rendendoli tutti simmetrici, tutti i progetti di case di villa sono corredate da annessi agricoli che nella realtà non solo non erano stati progettati oppure non sono stati realizzati, ma degli annessi agricoli che magari fin dall'inizio erano stati progettati non in una modalità di simmetria per le caratteristiche del suolo. Quindi la sintesi teorica però, torno qui, la sintesi teorica però funziona perché di fatto i 4 libri diventano un catalogo pronto di modelli che possono essere smontati e rimontati a piacimento. Qual è il, tra virgolette, potremmo dire il problema? Che mentre abbiamo visto brevemente che Palladio disattende in ogni progetto a quelli che sono i principi di simmetria e la perfezione progettuale da un punto di vista geometrico per adattarsi al luogo e alle necessità costruttive, nei 4 libri questa cosa non c'è, si perde e appunto il volume deve anche la sua fortuna all'essere diventato all'essere stato pensato come un catalogo di modelli pronti per essere smontati, rimontati, copiati. La fortuna è immediata e abbiamo 2 tipi di palladianesimo, un palladianesimo che è riscontrabile già nella generazione che segue Palladio, quindi Vincenzo Scamozzi. Vedete che ho preso quest'unico esempio per farvi vedere quanto sia forte il modello della rotonda e non c'è dubbio che pur con le sue differenze questo progetto è assolutamente figlio del progetto della rotonda. Ma poi c'è un palladianesimo che si sviluppa nel corso di tutto il secolo successivo, del 600 e del 700, andando a nutrirsi anche di quel, quindi parliamo del nostro territorio, che però si è nutrito, i progetti di case di villa del 600 e del 700 in Veneto, nella terraferma veneziana, si è anche nutrito, arrivati ad un certo punto, del palladianesimo ritornato in Italia dalla Nord Europa e dalle corti europee. Che cosa accade? Quindi abbiamo visto fino ad ora quello che convenzionalmente chiamiamo quello che accade nel Rinascimento, in quello che convenzionalmente riconosciamo tutti come Rinascimento. Ma siccome l'obiettivo di questo ciclo di incontri è mostrare come non ci sia un unico Rinascimento, ma come appunto la storia sia fatta di cicli e di rinascite dettate dai periodi di crisi, in realtà appunto anche nella campagna veneziana, proprio come abbiamo visto la scorsa settimana accadere dentro Venezia, dopo la peste del 1630, anche nella campagna succedono una serie di cose che vanno ad influire sulla modalità di concepire le case di villa e
una trasformazione che ovviamente è frutto del cambiamento che c'è tra gli imprenditori e la produzione agricola. State vedendo un disegno della fine del Cinquecento di una azienda agricola, appunto. Vedete che abbiamo una casa di villa con il suo brolo, il suo ingresso monumentale, il suo recinto, l'orto immediatamente adiacente alle spalle, più piccolo, il frutteto o gli orti, i possedimenti più ampi. E l'altra cosa che mi piace farvi notare di questo disegno, perché sintetizza molto bene la realtà di quelle aziende agricole, la collocazione della casa di villa su un bordo stradale era fondamentale non soltanto per il raccolto, per raggiungere gli altri possedimenti, era certamente un fattore determinante nella scelta del posizionamento della casa di villa. E non soltanto quindi la percorrenza stradale, ma anche il corso d'acqua che all'epoca ovviamente aveva se non pari importanza superiore, perché appunto le vie d'acqua permettevano di raggiungere molto rapidamente sia la laguna che proseguire nell'interno. Nel Seicento la carestia e la mancanza di manodopera dettate dalla pestilenza ci potrebbe indurre a credere che la vita nelle campagne venga rallentata e che non ci siano degli investimenti notevoli. In realtà cambia il modo di relazionarsi e di fare impresa nella campagna, perché se il Cinquecento era stato segnato soprattutto dalla coltivazione del riso, nel Seicento inizia, come dicono gli storici che si sono occupati di questo, la lenta marcia del mais. Quindi prima il mais e poi a seguire dalla metà del Seicento i morari con i gelsi e un sistema produttivo che va progressivamente verso la bachicoltura. Quindi il mercato della terra è vivacissimo, anche perché diventando rischioso, estremamente rischioso il traffico marittimo e soprattutto con i cambiamenti delle rotte e la perdita dell'egemonia da parte di Venezia, ancora molti aumentano i patrizi che differenziano gli investimenti e quindi incrementano gli investimenti fondiari in terraferma. A questo punto della storia, arrivati nel Seicento, l'investimento fondiario in terraferma è imprescindibile, non soltanto per i patrizi per poter continuare ad avere una rendita di un certo tipo, ma l'investimento in terraferma è imprescindibile proprio per l'economia veneziana. La peste ha fatto, e non solo, la peste ha dato si può dire il colpo di grazia, ha fatto verificare flessioni non irrilevanti nei comparti manifatturieri della città, e quindi questo, rallentando la produzione veneziana e le produzioni manifatturiere all'interno delle città, pensiamo Verona e Vicenza che avevano nelle attività laniere un punto forte della loro economia, appunto calando questo tipo di produzione, la campagna diventa il nuovo ambito dove andare ad investire. Queste dinamiche che si vanno a verificare, a consolidare, a crescere nel corso del Seicento, che cosa producono di fatto?
che la casa di campagna, la casa di villa deve cambiare, perché essendo cambiato il tipo di investimento, essendosi esteso, chi ha già investito estende gli investimenti, aumenta la produttività, prova a diversificare il tipo di prodotti, la casa di villa, per come era stata pensata nel Cinquecento, non è più sufficiente, perché la casa padronale ora ha bisogno di una presenza più stabile del dominus, che deve controllare e dirigere personalmente i lavori. Fattore non secondario, la peste. A rafforzare questa cosa, la peste. Le campagne sono diventate attrattive perché la città è pericolosa dal punto di vista della pestilenza. Penso che con le ultime nostre esperienze questa cosa è anche molto chiara. Non c'è bisogno di andare a spiegare più di tanto. Quindi bisogna cambiare le residenze per renderle adatte non soltanto ad una permanenza più lunga, ma anche perché poi le esigenze di una famiglia che risiede adesso che non risiede più in città ma che risiede nella campagna sono altre. Facciamo degli esempi, partiamo da questa villa di Villa Verla, lo vedete che oggi i tracciati odierni non hanno fatto altro che confermare in questo caso i tracciati del passato, vedete che la villa si attesta sul tracciato stradale, proprio come vedevamo in quel disegno dell'Archivio di Stato della fine del Cinquecento, e eccola qui la villa immersa nel suo territorio. Vedete come quei fogli che vi ho fatto vedere dei 4 libri siano diventati la normalità, no? I recinti, i corpi agricoli che vanno a chiudere simmetricamente il corpo della villa, e una villa in questo caso, guardate qua, che ha già assunto delle dimensioni. Gli ordini architettonici sono su entrambi i registri, vedete a nobilitare la parte della vera e propria residenza. Il progetto, come si intuisce da questa immagine, non è mai stato completato. Vedete che sulla sinistra della fotografia l'edificio si interrompe bruscamente, però quello che c'è ci fa capire molto chiaramente qual è l'impostazione, ed è un'impostazione che è proprio un'impostazione che si va a strutturare sulla base di quegli esempi palladiani che abbiamo visto. Eccoli qui, questo è i corpi agricoli annessi, vedete dove già c'è una differenziazione degli ordini architettonici, dalle paraste alle colonne libere, gli archi inquadrati dall'ordine, c'è tutta una modulazione degli ambienti in base alle destinazioni d'uso, una modulazione che viene gestita proprio con l'ordine architettonico. Per comprendere quello che accade nel Settecento ci può essere molto utile andare a vedere la villa Contarini a Piazzola sul Brenta, sebbene questa villa, per come si presenta, potremmo liquidarla come qualcosa di realizzato come qualcosa come frutto di aggregazione di corpi realizzati in fasi diverse, privi di un progetto unitario. Non è assolutamente così. Non è così perché la villa viene realizzata dal procuratore Marco Contarini a partire da un primo nucleo palladiano. Guardate i 2 disegnetti sempre d'archivio che ci fanno vedere come la villa appunto si attestasse, soprattutto il
Il disegno, quello più colorato, ci fa vedere come nel Cinquecento questa proprietà avesse tutte le caratteristiche di quelle ville palladiane che abbiamo visto un attimo fa, quindi un volume non eccessivo, gli annessi agricoli, l'apertura verso il corso d'acqua. Era stato il procuratore a chiedere proprio alla Repubblica di deviare una roggia per le necessità delle attività agricole e per il riso e per la pilatura del riso. La villa viene ampliata a partire dagli anni 70 del Cinquecento e guardate questo prospetto, lo vedete che è completamente diverso da quello che abbiamo visto fino a questo momento, soprattutto c'è un blocco centrale abbastanza chiuso, dove non c'è un ordine, non ci sono quelle sovrapposizioni di ordini architettonici, e questi corpi bassi sembra quasi che i committenti abbiano voluto comporre una residenza con delle soluzioni molto innovative, andando ad attingere però non a definire un progetto omogeneo, ma con l'idea di comporre la loro residenza andando ad attingere a modelli differenti. Eccolo qui il corpo centrale della villa, che sembra più un palazzo, ormai guardate ci sono 3 registri, e le ali laterali che invece hanno questi corpi bassi con un bugnato segnato al primo registro e questi telamoni, eccoli qua più da vicino, che scandiscono il prospetto. Molto scultorei questi telamoni, scultoreo proprio la modalità con la quale è impaginata la facciata, ma sono state fatte, potrete leggere sui testi di storia dell'architettura nomi i più vari per provare appunto a trovare un autore a questo progetto, che appunto vi dicevo diventa un punto chiave di passaggio per capire che cosa accade poi nelle case di villa settecentesche. Quindi l'ambiente centrale, la parte centrale della residenza diventa questo grande edificio a tripla altezza e queste ali laterali che si connettono al corpo centrale, che all'interno sono in relazione diretta con il corpo centrale. Quello che sta avvenendo all'interno della Villa Contarini è che non abbiamo più una villa con ambienti accostati ma autonomi, ma una villa che si compone di spazi in relazione diretta e visiva tra loro. Per fare un esempio concreto, gli ambienti, come si dice, in enfilade, no? Quindi una stanza dopo l'altra, collegate visivamente perché le porte sono collocate tutte sullo stesso asse e naturalmente questa è qualcosa che arriva da fuori del nostro territorio. E altro tassello importante di differenza rispetto alle ville che abbiamo visto prima, la collocazione delle scale. Le scale nelle piante che vi ho fatto vedere, nelle piante palladiane, ma anche nelle piante della fine del Cinquecento, inizio del Seicento, sono sempre collocate nelle case di villa separatamente dagli ambienti di vita. Si usano gli spessori murari, gli scarti tra il pronao e il salone per collocare le scale. Adesso Villa Contarini è un esempio dà una bella soluzione da questo punto di vista, apre su questo versante al nuovo, perché appunto le scale per la prima volta non sono collocate nei ritagli, nelle sezioni murarie, ma diventano un elemento del progetto.
i nostri telamoni, eccoli qua più da vicino. La villa deve rispondere alle esigenze del procuratore, un procuratore che, come ci mostra questa stampa, aveva a che fare, frequentava dignitari di altre corti europee, nobili soprattutto legati alla corte imperiale viennese. E quindi, come fa vedere questa incisione, quella grande corte che vediamo ancora oggi quando andiamo a Piazzola sul Brenta, non ha nulla a che vedere, ci ricorda per come è disposta quei disegni palladiani, no? Dove gli annessi agricoli disegnavano come i broli di fronte alle facciate delle case di villa. In realtà quella che si sta realizzando, quella che i contarini realizzano a Piazzola sul Brenta, ah no, c'è dopo la foto, scusatemi, la foto dall'alto, l'ho inserita successivamente. Quello che stanno realizzando è la cour d'honneur, cioè la corte d'onore tipica dei palazzi francesi del Cinquecento, ma che poi cour d'honneur che diventa d'uso nei palazzi reali o imperiali, e che quindi i contarini, frequentando, come vi dicevo poco fa, la corte imperiale viennese e non solo, adatta la propria residenza al tenore degli ospiti che intende ricevere. In questo caso vedete i festeggiamenti, la stampa vuole proprio immortalare dei festeggiamenti celebrati in questa villa. Il corso d'acqua diventa fondamentale per essere raggiunti dagli ospiti, non solo perché il corso d'acqua diventa anche il luogo dove ad esempio fare delle naumachie, quindi delle battaglie d'acqua in onore degli ospiti che vengono ricevuti. Ecco qui un'altra stampa che ci parla dei festeggiamenti nel salone della villa. Eccolo qui il salone di quella stampa, perché l'altra caratteristica che devono avere, cominciano ad avere delle ville di questo tipo e di questo tenore, oltre all'enfilade delle stanze, la cour d'honneur, è imprescindibile la galleria della musica. E quindi il salone, vedete, un salone a doppia altezza con una balconata, ma questo progetto ha anche qualcosa di più di un semplice salone per la musica. Questa villa ha anche un teatro e questo salone per la musica è concepito come una cassa di risonanza che lavora con gli ambienti che sono al di sopra del soffitto che vediamo. Vedete che si apre un ottagono al di sopra del salone, l'ottagono diventa appunto uno strumento musicale, una cassa di risonanza che fa risuonare verso il basso, da questi altri ballatoi, tutte le melodie dei musicisti che sono collocati su questi spazi che vedete. Non a caso la sala viene chiamata della chitarra rovescia, proprio perché l'ambiente dell'immagine più in alto, proprio perché funziona come una cassa di risonanza. Eccola qui la nostra villa dall'alto, vedete appunto il tappeto erboso che definisce la cour d'honneur, che era originariamente chiusa dalla roggia deviata, no? Dal corso d'acqua, un progetto che si va a completare poi, che si intendeva completare con questa grande esedra che vedete, cioè il semicerchio con portici e botteghe.
Il progetto non viene completato, vedete che il semicerchio da un lato è costruito, dall'altro ha gli alberi che appunto vanno a definire la geometria. Che cosa stanno facendo i contarini? Qual è il loro modello di riferimento? Ancora una volta i modelli di riferimento sono le corti straniere. E, due esempi su tutti, la casina di caccia di Stupinigi che vedete appunto viene annunciata da uno spazio immaginato in questo modo, con le botteghe dei fabbri e tutto il personale che andava a lavorare intorno, avrebbe lavorato intorno alla tenuta, oppure progetti che circolano in Europa, progetti poi che hanno grande divulgazione con la stampa, ancora una volta un progetto di una corte, cioè la Venaria Imperiale di Vienna, che allo stesso modo è pensata con una successione di corti, in questo caso anche degradanti, disegnate geometricamente da esedre o perimetri rettangolari. Altro tassello, vedete che ci stiamo muovendo nelle varie province, quindi questo è anche un segnale del fatto che appunto il modello palladiano ormai circola e che va ad informare, è già andato da più di un secolo e mezzo a informare il modo di fare architettura. Montecchio Maggiore, Villa Cordellina Lombardi. Guardate che cosa abbiamo. Vista a distanza questa villa è una villa palladiana, nel senso che abbiamo un corpo padronale con un grande pronao, un timpano, un colonnato, e vista così superficialmente potremmo dire a destra e a sinistra ci sono gli annessi rustici. E invece non è per niente così. Siamo con i Monti Lessini alle spalle, da quest'altra parte i Berici e il Gua, che non è lontano dalla proprietà, sulla quale appunto nel 1735 l'avvocato vicentino Carlo Cordellina inizia a realizzare questo grande progetto. Perché vi dicevo non è quello che sembra, non è nulla di semplicemente casa dominicale e annessi rustici, perché quello che sta facendo Carlo Cordellina è proprio la realizzazione, la costruzione di una casa, non più solo una casa dominicale, ma una vera e propria casa che deve diventare il polo organizzativo, logistico della sua grande azienda agricola. La casa viene fabbricata ex novo, si sceglie la posizione proprio in base ai tracciati stradali, in base al fatto che i possedimenti, come spesso avveniva, non sono necessariamente tutti aggregati intorno alla casa dominicale, no? Ci possono essere possedimenti ben distanti dall'abitazione. Quindi l'abitazione viene decisa sulla base anche del posizionamento di tutte le proprietà e anche in questo caso abbiamo una villa, una casa di villa che non ha nelle vicinanze un corso d'acqua, ma i Cordellina chiedono al progettista un sistema di condotte idrauliche per appunto rifornire la casa, tutta la macchina che c'è intorno e nel far questo dispongono anche la realizzazione di nei documenti viene chiamato lavello, cioè di una fontana per gli abitanti del paese. Le due ali che vediamo a destra e a sinistra non sono semplicemente le barchesse, ma sono un vero e proprio annesso agricolo che comprende la foresteria di tutti
lavoratori che sono alle dipendenze dei Cordellina, la scuderia e, eccola qui dall'alto, il sistema delle scuderie e foresterie, scuderia a sinistra e foresteria a destra, degli spazi intorno alle scuderie, anche in questo caso, che venivano utilizzati, eccoli qui, come teatro. La cosa è molto interessante dal mio punto di vista perché vedete come, sebbene in questo caso non si abbia un vero e proprio teatro, come nel caso di Piazzola sul Brenta, però sappiamo con certezza dai documenti che lo spazio per gli spettacoli teatrali era previsto, cioè c'era un luogo della casa che abitualmente veniva allestito per gli spettacoli. Qui vediamo il retro, diciamo così, della casa, altro tassello importato dall'estero. La foto più grande che vedete, siamo sul retro, sulle scale, nella facciata posteriore, diciamo, della villa. Quello che abbiamo davanti sono le cosiddette torrette. Le torrette vanno a individuare la casa dell'agente che sorveglia la proprietà. L'agente è proprio era colui che si occupava della sorveglianza delle proprietà. Aveva ormai, arrivati a questi anni, la gente ha una casa distinta da quella non solo del proprietario, ma è una casa distinta dalla foresteria, ad esempio, no? Vedete come la casa si sta articolando in ambienti ad altissima, diremmo oggi, specializzazione. Le torrette con la casa della gente sono l'elemento di chiusura. Vedete che lì abbiamo il muro e il cancello che chiudono la proprietà alle spalle. Ormai, arrivati a queste date, anche l'ingresso alla villa si sta monumentalizzando. Vedete qui i due grandi pilastri in pietra d'Istria che fanno con i loro vasi, che fanno da premessa alla villa, e fanno parte del progetto anche le sculture che vanno a costellare il tragitto che gli ospiti compiono, varcato il cancello, per salire sul podio, per procedere sulle scale ed entrare nella villa. L'aspetto di questo pezzo di proprietà oggi non ci restituisce la consistenza reale della villa nel Settecento, perché sappiamo che alla nostra destra, varcato il cancello, c'era un frutteto, quindi c'è ancora un'impostazione nell'apertura, nella facciata principale della casa di villa, c'è ancora un'impostazione che, come dire, si porta dietro tracce di quella casa di villa cinquecentesca che abbiamo visto all'inizio. Eccolo qui il nostro podio e l'accesso con il nostro pronao, il colonnato e il timpano di chiusura. E ovviamente come sul solco della tradizione delle ville palladiane, dove aveva avuto anche occasione di lavorare Paolo Veronese, andando più avanti si incontrano i nuovi maestri, no? E quindi Tiepolo. Eccoli qui. Penultimo tassello di questo pomeriggio, la villa che Antonio Gaspari progetta, la Villa Giovanelli che Antonio Gaspari progetta a Noventa Padovana. Siamo, vedete, neanche a dirlo, nei pressi dell'acqua, sul Piovego,
e la villa che ovviamente mostra la sua facciata principale verso l'acqua, verso la via di grande comunicazione, potrei dire. Vista da lontano, Villa Giovanelli sembra, potrebbe essere anche lei associata ad un banale, lasciatemi utilizzare così questo aggettivo, un banale schema palladiano, perché abbiamo una villa con due registri, un timpano e un colonnato, quindi un pronao di villa che prende tutta l'altezza dell'edificio e che segna immancabilmente l'asse centrale, ma in realtà non è così. Non è così perché questo pronao non è un semplice pronao, è molto diverso da tutti gli altri. Non soltanto per la sua conformazione, ora lo vediamo, ma anche perché lo vedete, guardate il tetto, il pronao è coronato e chiuso a destra e sinistra da quelle due lanterne che ci dicono qualcosa del progetto della villa. Nel progetto originario di Gaspari la scalinata non c'era, quindi questo pronao sarebbe emerso dal tappeto erboso proprio come un tempietto addossato all'edificio. La scalinata viene realizzata poco più tardi per ricevere Maria Amalia di Sassonia, che appunto stava attraversando l'Italia per raggiungere il suo sposo Carlo III di Borbone a Napoli. Per raccoglierla degnamente viene realizzata la scalinata. Eccolo qui, il nostro tempietto. Perché parlo di tempietto? Perché vedete che, diversamente da tutti i pronai che abbiamo visto fino ad ora, questo pronao si richiude proprio come un tempietto, non ha una pianta rettangolare, ha una pianta ottagonale, quindi si isola ulteriormente proprio per lo scarto che fa l'ottagono nei pressi della facciata di fondo, si isola ulteriormente dal volume. Eccolo qua, il nostro ottagono. Vedete che questa immagine forse rende più chiara quell'idea di tempietto che vi stavo dicendo. Un'idea di tempietto che tiene conto di Palladio, tiene conto di tutto quello che è stata lo sviluppo della casa di villa fino a questo momento, ma è un'idea di tempietto che non possiamo capire se non ci ricordiamo che sta circolando in Europa questo modello. Nella seconda metà del Seicento il tridente di Piazza Navona viene completato dalla realizzazione delle due chiese gemelle ed è da questo momento che questa soluzione viene osservata, imitata e replicata, anche non soltanto nelle piazze europee, ma anche nei semplici dettagli progettuali che vogliono evocare, anche a scale diverse, questa soluzione. E quindi vedete i lanternini che vanno a chiudere simmetricamente il tempietto, quindi in un gioco di simmetrie e di spazi centralizzati, e le due lanternine ci sono utili anche perché fanno emergere per la prima volta all'esterno l'esistenza di due scalinate simmetriche. Vi avevo detto che con la villa Contarini la scala cominciava ad essere non più nascosta in ambienti di risulta oppure negli spessori murari, negli scarti tra le varie geometrie delle stanze. Ecco qui il progetto fa in modo di trasformare i piani abitati di questa villa in qualcosa di molto articolato e complesso, dove all'enfilade tra le stanze, con degli stucchi di altissimo livello, la villa
ha avuto degli splendidi restauri diretti dall'architetto Menichelli che sono terminati poco più di un anno fa. Vedete gli stucchi ad altissimo rilievo che vanno a coronare le porte in enfilade. In questa enfilade c'è anche le due bellissime scalinate che vanno a creare, illuminate dall'alto da quei lanternini, che vanno a creare appunto nell'enfilade una situazione di luminosità sempre diversa. È evidente che qui tra i volumi che si articolano, quindi l'ottagono del pronao che diventa un tempietto e comincia ad avere un volume tutto suo e esterno al blocco della casa, gli ambienti all'interno, anche qui ovviamente, eccoli qua, il salone da ballo, il salone della musica che deve essere, ormai è diventato a doppia altezza, e le pareti affrescate che sfondano lo spazio reale in uno spazio rappresentato immaginario. Tutto questo è la premessa necessaria a comprendere l'operazione che i fratelli pisani, Alvise e Almorò, fanno a Stra. Poco dopo aver iniziato l'ampliamento del palazzo qui a Venezia, lo abbiamo visto la scorsa settimana, decidono, dopo l'elezione del Doge, di completare la villa al più presto. Le esigenze le abbiamo viste la scorsa settimana, sappiamo quali sono. E quindi l'operazione diventa qualcosa di estremamente raffinato. Come per il palazzo di famiglia qui in città, anche la villa deve essere in grado di poter accogliere le più alte cariche del contesto internazionale. Vi dicevo la scorsa volta che Alvise era stato ambasciatore a Vienna, a Parigi e a Londra, e la memoria di Versailles era fortissima, oltre ad aver fatto esperienza diretta di quelli che dovevano essere gli ambienti delle corti, no? Delle feste, i saloni da ballo, i saloni di ricevimento. Quindi l'operazione viene fatta con la collaborazione di questi due architetti che spesso troverete definiti come architetti di diletto o architetti dilettanti, però sia il Frigimelica che Francesco Maria Preti riescono a mettere insieme tutto quello che il territorio a livello progettuale aveva saputo produrre fino a questo momento, innervando la cultura del luogo, la casa di villa palladiana, quindi la cultura della loro terra d'origine, con gli spunti provenienti dalle corti europee. Abbiamo la fortuna di vedere i modelli, i progetti da quali partono prima della definizione di quello che noi oggi vediamo. Eccolo qua, un altro modello, l'altra faccia del modello che abbiamo visto prima. Vedete come ormai i salti di quota, l'arretramento delle facciate, il loggiato con questi colonnati continui ormai è qualcosa di appropriato, e forse la scalinata e le bucature ci aiutano anche con questo modello a capire la scala di questa proposta. Una scala, torno indietro, assolutamente territoriale, non c'è nulla da dire da questo punto di vista, con anche qui corpi ben distinti, quindi
le scuderie e gli edifici del giardino da un lato, in fondo, dall'altro il corpo padronale sviluppato su 2 cortili. Un corpo padronale quindi che si apre sull'acqua senza ombra di dubbio, perché è di là che verranno ricevuti gli ospiti. Una volta varcata la soglia, i 2 cortili che vedete si vanno ad articolare con grandi navate con colonne libere. Anche in questo caso i lavori idraulici, le sculture nel giardino, le fontane che abbiamo visto costellare le altre proprietà diventano progetto a scala territoriale. Con il corpo padronale, con le scuderie e con i lavori idraulici si inizia a progettare il verde in una modalità molto più complessa di quanto non si facesse in passato. Nel secolo precedente il verde progettato e anche il brolo, vi ho detto che anche da quel disegno cinquecentesco che abbiamo visto, spesso uno dei frutteti che circondavano le case di villa era frontale, quindi era un verde comunque legato agli aspetti produttivi della casa. Qui invece le dinamiche cambiano completamente, tutto diventa rito di accoglienza, tutto calibrato sulla base della ritualità che è legata all'accoglienza. E quindi i giochi idraulici e i lavori idraulici per andare a definire questo verde, il progetto del verde che deve avere a questo punto, eccola qua in altra vista dall'alto dell'acqua, le sculture che vanno ad abitare non soltanto e non più soltanto la facciata e la scalinata, ma il verde e gli specchi d'acqua. Questo è il prospetto sul Brenta. Vi stavo dicendo, oltre al corpo padronale, nel progetto del verde non può mancare il labirinto, il belvedere, ci sono dei temi progettuali, il boschetto, ci sono dei temi progettuali che devono essere presenti, sempre per poter dialogare alla pari con i propri ospiti. Eccola qui la torretta, ovviamente le passeggiate coperti dal verde. C'è una trattatistica che dalla fine del 600 al 700 si sta diffondendo in Europa che detta le mode, potremmo dire. Guardate queste pagine, ci dicono come devono essere potate le siepi, che geometrie dobbiamo costruire con la potatura, ma anche, guardate, le prospettive. Adesso la prospettiva diventa qualcosa di progettato attraverso il verde e attraverso l'acqua. E ovviamente manuali che vedete anche nel parterre dei giardini ci dicono cosa fare, quali essenze piantumare. Eccolo qui, la porzione vista dall'alto della Villa Pisani. Quella linea obliqua che vedete verso il basso è lo specchio d'acqua che unisce le 2 estremità della villa. Il centro dell'immagine è il boschetto, il labirinto, quella parte di verde più articolata e più complessa, dove si collocano appunto con il labirinto la torretta, ma anche il belvedere. Con la torretta e con il belvedere anche la ghiacciaia e al di sopra della ghiacciaia la coffee house. Tutte le regge hanno la coffee house arrivati a questi anni. Tutti vogliono avere la coffee house proprio come aveva fatto sul Colle del Quirinale il Pontefice, e quindi anche a Vienna su una collina
progettata di proposito, la state vedendo in quell'immagine, a Schönbrunn la Coffee House e così anche a Stra. Eccola qui. La ghiacciaia per garantirsi appunto il freddo tutto l'anno, il ghiaccio tutto l'anno e la progettazione del verde, vi dicevo, che diventa qualcosa di molto molto articolato, con il belvedere, il labirinto, la ghiacciaia, l'aranciera, la limonaia, tutto il giardino deve essere composto in questo modo e ovviamente i portali, i belvederi dove poter salire e ammirare la complessità di questo giardino, e anche i portali rustici che la manualistica appunto impone, i portali che devono essere modulati e declinati a seconda della loro collocazione rispetto alla proprietà, non tutti uguali, ma come vuole la consuetudine delle corti di questi anni. Anche in queste piccolissime architetture da giardino vedete come si lavora sui volumi, sullo scavo delle superfici, sebbene siano delle piccolissime architetture da giardino, sono profondamente il frutto della progettazione di questi anni. Poco importa che qui siamo all'interno del giardino di Stra e questo piccolo edificio che stiamo vedendo è ad una scala ridotta e non è un palazzo abitato, le dinamiche progettuali sono esattamente le stesse. Pareti curve, l'elemento di sorpresa nel momento in cui si varca l'arco e si alza lo sguardo e si scopre che questo corpo scavato ma tutto opaco, tutto massiccio, in realtà poi è privo di una copertura. Per chiudere, il prospetto sul Brenta. Prima ci sono passata velocemente, però è necessario per chiudere di puntare la nostra attenzione su questa facciata. Indipendentemente dalle dimensioni e dalla maestosità di questo prospetto, guardate, c'è un omino lì davanti e quindi si può facilmente apprezzare la dimensione di questa villa. Indipendentemente dalle dimensioni, vedete che la presenza di Palladio è assolutamente tangibile. Il fatto di trovarci in un territorio che è stato segnato dai progetti di Andrea Palladio è assolutamente tangibile. Abbiamo un corpo padronale che emerge rispetto alle sue ali laterali, con questo ordine che scandisce la facciata. Il timpano, che è ormai diventato il segno imprescindibile di una villa come questa di Stra per i pisani, e che dichiara proprio in questo prospetto, questo è il prospetto principale, quello che avrebbero visto gli ospiti arrivando dall'acqua, no? Questo è il prospetto principale che ci parla del passato, senza dubbio, ma lo fa in un modo completamente nuovo, in una modalità, è un progetto che si compone assolutamente a scala europea e basta varcare quella soglia o guardare dall'alto per ritrovare quel mondo europeo che intanto in modi diversi si è nutrito anche dell'apporto di Andrea Palladio. Forse ci abbiamo pensato tutti guardando quella vista agli straordinari giardini progettati per la Reggia di Caserta. Sono esattamente questi i modelli. I fratelli Pisani riescono a realizzare a Stra
una straordinaria reggia, tradotta però potrei dire alla veneta o alla veneziana, no? Portando nella loro residenza tutto il meglio dei progetti della casa di villa che in questi 2 secoli avevano costellato il territorio. Vi ringrazio e sono qui per le vostre domande. Io ne ho tante, ma ne faccio una piccola piccola e una grande grande. Cioè ci hai mostrato soltanto una villa, se ben ricordo, che ha i 2 pinnacoli. Tutte le altre sono senza pinnacolo, adesso non mi ricordo il nome, perché ho visto un parallelo forse con quelle pochi palazzi che ci sono sul Canal Grande che hanno, come il Ponte delle Guglie, tanto per capirci. Mi pare che ci hai mostrato una villa che aveva i 2 pinnacoli. Questa è la domandina piccola piccola. Mentre che cerchi intanto, e poi la domanda, il domandone grande grande. Dal 500 in tutti i libri di storia ci dicono che Venezia comincia, c'è una grande decadenza perché è stata scoperta l'America e quindi gli straffici si sono spostati da un'altra parte. Ma dalle immagini che ci hai mostrato tu, pensando alla villa non come elemento diciamo soltanto di divertimento o di piacere della nobiltà veneziana, ma come unità produttiva, mi pare che non ci sia assolutamente questa immagine della decadenza. Mi pare che continui una beata storia veneziana fino alla fine del Settecento, che sappiamo tutti poi è arrivato Napoleone. Questo luogo comune della decadenza a partire dal Cinquecento in poi di Venezia, a me pare, con queste immagini che ci hai mostrato, che sia un'idea assolutamente sbagliata. Grazie. Cosa ne pensi? Allora, c'è certamente un'idea consolidata legata soprattutto con il passaggio della peste del 1630, un po' abbiamo tutti l'idea che tutto vada a finire. Allora, dal punto di vista imprenditoriale questo non è vero, le ville sono proprio l'espressione di come l'economia si modifica in funzione di quei problemi e quindi le residenze che abbiamo visto raccontano questo. È anche vero però che Venezia conta sempre meno, riesce a sopravvivere nel panorama europeo grazie alla sua scelta di neutralità. La neutralità le permette di rimanere un territorio abbastanza sicuro, quindi dove questi commerci possono proseguire, e soprattutto un territorio appetibile dal punto di vista, lasciatemi passare l'espressione, turistico, nel senso che c'è il Settecento, non sono io la persona adatta per parlarvi di queste cose, ma uno storico puro, come si dice tecnicamente, potrebbe soffermarsi su questo. Grazie a questa economia e alla posizione neutrale in Europa ha un'altissima attrattiva. C'è una società, un cosmopolitismo in tutta la Serenissima e dentro Venezia, dato anche dalla forza culturale del passato di Venezia. Ci sono dei dati su questo turismo coltissimo e molto molto forte, che è anche uno dei fattori che permette alla nobiltà di continuare a vivere nell'agio fino alla caduta della Repubblica. Però è una situazione,
lasciatemi passare questa espressione, è una situazione di mantenimento, non si va verso un progresso, è uno status quo che si congela e va avanti fino alla caduta. Grazie a voi e a lei per la domanda. Allora, io sto provando qui c'è il cursore che... Sì. Se posso un'altra domanda? Prego. Ah, eccola. Non le so dire perché. Perché a Venezia sappiamo il motivo degli obelischi, ma non saprei dirvi se questa villa ha questi obelischi per meriti di mare. Non saprei. Ecco, mi chiedevo una cosa da profana. Villa Molin a Mandria, provincia di Padova, rientra in questo stile delle ville palladiane? Villa Molin, non ce l'ho presente. È appena fuori Padova. Vabbè, chiedevo, l'avevo visitata, mi sembrava come stile che potesse rientrare. Perché c'è un timpano, un colonnato? C'è un timpano, c'è un pronao, c'è il colonnato, sì, molto simile comunque. Vabbè, mi perdoni, ma in questo momento non so. Lei dice che è una villa scamoziana. A metà del Cinquecento Sansovino progetta e realizza... Sì, decisamente. Scusi. Sansovino realizza Villa Garzoni a Ponte Casale, che è un unicum. Credo che non so se ne ha progettate altre edifici in campagna, che ha invece la forma del palazzo, in qualche misura, assomiglia più alla Ca' Grande qua di Venezia che a una villa. Lei pensa che il motivo di questa non fortuna di questo modello dipenda dalla capacità pubblicistica di Palladio, oppure fa parte di quel ragionamento che anche Tafuri ha fatto, che Palladio è stato messo in periferia sia nella città di Venezia e poi in campagna, mentre Sansovino lavora nel centro della città? Allora, quella villa, innanzitutto vi suggerisco, chi non l'ha fatto, di andare a vederla, perché tutte queste ville vanno viste, ma quella è davvero un'eccezione nel territorio. Se la si va a visitare si vede che è, potrei dire, un fuoriscala rispetto al territorio della campagna veneta. Sansovino progetta una villa all'antica come di ville all'antica se ne progettavano a Roma e a Firenze. Semplicemente credo che proprio la fortuna di Andrea Palladio in questo territorio sia dovuta al fatto che Palladio indovina alla perfezione la richiesta. Una casa all'antica, una casa dominicale di piccole dimensioni, economica, facile da costruire, mattoni a intonaco, che rispondeva alle esigenze di un patrizio che si spostava nella campagna per pochi giorni e poi sarebbe tornato nel suo palazzo. Questa è fondamentalmente la chiave della fortuna di Palladio. Un'opera come quella, perché vi dicevo dovete andare a vederla, perché nel momento in cui si arriva lì davanti si comprende la distanza tra le due proposte e il fatto che quella sansoviniana era sovradimensionata rispetto ad un territorio fatto soprattutto poi nel Cinquecento di proprietari che abbiamo detto, no? Che non vivevano stabilmente in campagna e che Palladio di fatto riesce a trovare un modo per nobilitare ad altissimo livello l'abitazione di campagna con pochissima spesa. Questo è anche il motivo per cui poi Palladio avrà grande fortuna nei paesi anglofoni e nel nord Europa,
il protestantesimo, perché poi per altri motivi questa visione della casa di campagna va a coincidere con un approccio di quel tipo. Sono riuscita a rispondere alla sua osservazione? Ho risposto alla sua domanda? Sì, Villa Garzoni, che è straordinariamente bella, è una villa meravigliosa, ma se se ne vedono due di Palladio o comunque cinquecentesche, dopo si va a vedere Villa Garzoni, si comprende immediatamente che è un'altra cosa. Ponte Casale, vicino a Padova, sì. Posso fare una domanda? Prego, se posso. Allora, vedendo la sequenza, mi sono persi l'inizio, quindi spero di non fare una domanda che non c'entra. Mi sono interrogata su due modelli, tutto sommato, secondo me atipici, che però hanno degli agganci. Il primo è, credo sia 500 comunque, il Cataio, e che non evoca in me altri modelli simili, quindi volevo un po' capire il perché di questa cosa. E dall'altra parte invece ho pensato a Val San Zibio, che ha un giardino che può appunto far pensare a Caserta ma anche a Stra, però con una sproporzione enorme tra il giardino e l'effetto scenografico del giardino e poi l'edificio, il corpo della villa, che sì, è interessante, ma uno non si aspetterebbe una cosa così di fronte a un giardino così grande. Perché queste due cose mi sembrano così fuori, sì. Grazie. E io non a caso non ne ho parlato, perché sono due contesti nei quali il progetto del giardino, il progetto dello spazio che circonda le ville è qualcosa che si è costruito nel tempo. Io ho provato a costruire il ragionamento con ville che oggi ci mostrano quello che erano in quel momento. Sono riuscita a spiegarmi? Di nulla. Paola, facciamo l'ultima. Ok, allora grazie innanzitutto. Noi ci siamo fatti dei parametri per quanto riguarda i costi. Certe opere pubbliche a Venezia, parlo del Ponte di Rialto per esempio, il Ponte di Rialto è costato 240.000 ducati d'oro. Negli archivi familiari dei proprietari di queste ville c'è una documentazione riguardo ai costi e possiamo fare dei rapporti per avere un'idea del costo, che credo sia spropositato, di queste ville. È spropositato secondo lei? Ma lei parla No, ovviamente se parliamo di Stra, certo, sì. Sì. Allora, per quanto riguarda il 500, le ville palladiane, delle informazioni di questo tipo le abbiamo senza ombra di dubbio. Ovvio che poi se si chiama Paolo Veronese o se si chiama Tiepolo ad affrescare anche una stanzetta, pensi a Villa Valmarana ai Nani, ecco, le cose cambiano. Per quanto riguarda il 500 e Villa Pisani a Stra, sì che si hanno le informazioni. Io non avendo studiato in particolare l'aspetto economico non le so dire, ma ci sono studi di questo tipo che hanno tirato fuori la documentazione, sì. Di nulla.